i suoli sono 60 milioni di anni fa c'era il mare qui, quindi i suoli sono molto calcarei. Argilla, sabbia e limo fondamentalmente in percentuali diverse a seconda della posizione. Più argilla in questa parte più bassa, più su vai, meno argilla c'è, più sasso e marna trovi in parte calcarea. Però la fortuna è che drena molto il terreno, quindi si asciuga subito. Un terreno molto ricco di sassi, ogni volta che passi vengono fuori i sassi a sprombattuto. Quindi praticamente il sovescio qui è naturale. Cosa viene fatto? Appena piove e cresce l'erba, viene trinciato i filari alterni dove c'è i tralci della potatura. Ok. Quindi c'è sempre un filare con un sovescio naturale in fioritura. Quindi qui cresce l'erba, qui viene trinciato. Quando poi cresce l'erba di qua, si trincia di nuovo l'altro e quindi hai sempre un filare alterno all'altro con un sovescio naturale. Quindi piante autoctone che crescono e favoriscono tutta la parte organica sostanzialmente. Il terreno non viene mosso perché c'è tanto calcare attivo qui e quindi continuare a mettere in circolo questo calcare, poi piantare piselli, favini che non sono piante autoctone di qua, preferiamo avere non muovere la terra, fondamentalmente sostanza organica ce n'è tanta, le piante sono in equilibrio, producono bene, quindi non ha senso fare passaggi di trattore secondo noi apposta per fare questo tipo di operazioni qua. Ok. Questo qui è il colore tipico della pietra di Nanto, che viene chiamata, Nanto è un paese qua vicino, è sempre un mix tra un bianco e un giallo sostanzialmente. Questo è proprio il tipo di pietra che si trova, questo è il colore proprio tipico della zona. C'è solo il pino nero che invece ha una parte vulcanica sopra. Ok. Adesso ve la facciamo vedere. E quindi qui la fortuna è stata che c'era questo terreno che era completamente abbandonato, è stato preso e abbiamo piantato quello che volevamo noi come lo volevamo sul sasso da qua in su, cioè giù non trovi niente, cominci a trovare sempre la stessa pietra, ma cominci a trovare anche parte vulcanica. Però ecco, sono buoni. Qualche varietà e poi vengono svuotati. Gli affinamenti sono tutti in legno, qualcosa in cemento, c'è quindi quella foretta. Poca roba, diciamo che è quasi tutto in legno. Acacia per i bianchi, stiamo provando il frassino che è un legno locale, viene utilizzato Interessante. licenza, se lo facciamo assaggiare. Per i rossi invece c'è il rovere vecchio, questa è una botte da 7 tolti, quella da 10, sono tutti botti molto molto vecchi, insomma, ecco, diciamo. E l'anfora? L'anfora sì.